a rigiocare i suoi con il numero 6 che va in avanti a cercare Gallinelli, che si gira, Gallinelli ancora, e dopo la prima ribattuta Gallinelli riesce a metterla in rete, a segnare l'1-0 per il Città di Ciampino. Riesce a girarsi, a bruciare due uomini, parte in velocità, appoggia sulla testa verso Gallinelli che va con il mancino, ci mette la testa a Palombi a salvare la porta. Calcio d'angolo per il Città di Ciampino, lunghissima, Fidale la fa sua e prova a ripartire, ma è recuperata della Rovere che va a servire il numero 23 Gallinelli, che cerca il sinistro, trova anche la rete Gallinelli del 3-1 e recuperata ancora dall'Edofis con Carrara che va a servire Muca, ancora su Gallinelli che libera il mancino, si distende il portiere Brenda e la mette in sicurezza. Prova ora a ripartire a sua volta il Ciampino, avanti per 3-1, ottimo il tacco verso Gallinelli. Gallinelli va con il mancino, palla che termina fuori, è andato vicinissimo alla tripletta, il numero 23, ben avanti verso Gallinelli che con il mancino pesca un uomo in area di rigore, salta ancora il tiro, la parata sulla riga, non del portiere ma di un difensore, e poi ancora Gallinelli, il palo ancora, arriva finalmente per Gallinelli la tripletta dopo 3 tentativi. 4-1 per il Ciampino.